tutti i gruppi dell'opposizione hanno chiesto oggi la revoca di quel patrocinio perché non rappresenta la storia del Veneto, una regione che è sempre stata laica e aperta a tutte le culture e a tutti i modi di pensare e di interpretare la propria vita. L'ultimo appello a Zaia a pochi giorni dal più contestato dei congressi, a memoria recente. Opposizione compatta e per una volta fianco a fianco anche PD e Movimento 5 Stelle. Nel mirino c'è la 3 giorni di Verona e quella sfilza di relatori che proprio non va giù. Sono stati segnalati da organizzazioni che tutelano i diritti di parità di genere, i diritti di pari riconoscimento di tutte le forme di famiglia, come gruppi d'odio, ovvero come gruppi che promuovono una concezione, questo è quello che abbiamo riportato nella nostra interrogazione, delle relazioni familiari basata sulla subordinazione della donna all'uomo e sulla compressione dell'autodeterminazione femminile. Aborto, omosessualità, ruolo della donna letti con una visione oltranzista. Per l'opposizione il Veneto non può e non deve patrocinare l'evento. È una contraddizione che queste persone, nonostante sia stato tolto il patrocinio del governo da parte del primo ministro Conte, continuino ad andare avanti in qualcosa che non è riconosciuto come azione di governo. Sono azioni di partito che parlano a una brutta parte della società, a mio parere, persone che vogliono portare l'equivalente dell'estremismo islamico in salsa cattolica qui da noi. Ma la Lega non fa passi indietro, ci saranno 3 suoi ministri a 3 giorni, Salvini, Fontana e Bussetti. E ci saranno i governatori Federiga e Zaia. Uno Zaia che ribadisce: sono stato invitato nella mia veste di rappresentante delle istituzioni e in tale veste interverrò all'apertura di venerdì. Porterò i saluti della regione e la mia posizione sul rispetto della donna come autrice della sua vita. Non tolgo nessun patrocinio pur condannando l'omofobia senza se e senza ma non tollero il processo alle intenzioni. Se poi c'è qualcuno che fa dichiarazioni fuori dai binari, sarò io il primo a condannarlo, come ho sempre fatto, appunto. Ma poi quando si va al vedo ti dico: ma chi sono? Cosa hanno detto? Ma vengono da un paese che è omofobo. Ok, ma sentiremo cosa dicono questi personaggi.